Scommettere ancora sul tessile ma anche su arredi e complementi per dare un futuro al territorio. Sono incoraggianti i segnali per le attività produttive di Samugheo, dove oggi si apre la 51esima mostra dell'artigianato. L'inviato è Gabriele Russo. Il boom degli anni 70 e 80, quando i laboratori in paese erano più di 20 e gli addetti ai lavori quasi 2000, non è facilmente replicabile, ma un vento di ottimismo soffia su Samugheo, dove da oggi e fino al 16 settembre va in scena la 51esima mostra dell'artigianato. 60 designer, la metà del luogo, espongono i frutti del proprio talento e il paese torna a scommettere sull'arte della tessitura per costruirsi il suo domani. Il telaio per Samugheo è un simbolo di sempre, passato, presente e futuro. Samugheo è il paese della tessitura per eccellenza in Sardegna, mi vanto di poterlo dire. Le aziende che lavorano a Samugheo lavorano davvero parecchio e forse realizzano la maggior parte dei manufatti e degli arredi, quindi non solo tessuto ma anche legno o ferro, che servono appunto per arredare e completare i villaggi turistici piuttosto che le grandi ville o gli alberghi della Costa Smeralda. Quindi oggi più che ieri questa attività ha dato un forte impulso alla nostra economia. E poco distante dalla mostra dell'artigianato va in scena proprio un omaggio a chi negli anni 60, con le sue prime commesse, permise a Samugheo di convertire la sua anima agropastorale in tessile. È un omaggio al principe Karim Aga Khan, che aveva fatto una visita nel 2015 e è rimasto piacevolmente stupito di quello che ha potuto vedere. Ha deciso di fare una donazione e quindi da questa donazione il museo e il comune hanno realizzato 3 progetti. Uno è la collezione tessile, realizzata interamente dagli artigiani di Samugheo. E chissà che presto l'Aga Khan in persona non giunga da queste parti per ammirare la collezione di 17 opere tra tappeti e coperte che Samugheo gli ha dedicato con tanto di firma in calce. Sarà il regista Salvatore Mereu a presiedere la giuria di studenti di cinema che ha segnato